told us so just how I've been feeling about you. But they said it really loud, they said it on the air, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio. Don't it kind of In compagnia di Francesco Manco, benvenuto naturalmente su Weekend Dance, e parliamo della crociera della musica classica napoletana, giunta alla sua 11ª edizione, ed MSC naturalmente è sempre l'immagine importante di queste belle iniziative. Sì, innanzitutto buongiorno, ci troviamo all'11ª edizione della crociera della musica napoletana, un evento che ormai MSC Crociera ha sposato con orgoglio, anche perché si avvicina alle nostre origini. Questa kermesse che ormai si ripropone ogni anno ci dà la possibilità di diffondere in tutti i porti che tocchiamo la nostra cultura, la nostra esperienza, ma anche soprattutto la nostra musica. Riserviamo per questa grande e splendida città che è Napoli sempre la nostra nuova ammiraglia. In questo caso, per la crociera della musica napoletana 11ª edizione, abbiamo previsto MSC Sea-View. Bella crociera itinerante con l'arte, la cultura, la musica della città più bella del mondo che è Napoli. Certo, anche perché per noi, toccando tutte le coste del Mediterraneo, avremo modo appunto di unire le nostre esperienze, la nostra cultura con quelle degli altri territori. Maria Nazionale, come stai? Bene, molto bene, molto bene. Io sto lavorando all'ultimo disco, quindi sono in una situazione proprio di entusiasmo pazzesco. Ci imbarchiamo sulla nave, sulla MSC, la Sea-View, nave bellissima. Dai, lo faremo sicuramente e poi avremo modo di parlare, insomma, altre interviste, parleremo di canzoni classiche napoletane, ma non solo, ma anche di canzoni quelle che ci accompagnano poi nella vita, quelle di oggi, insomma, con tutte le sue forme annesse. Francesco Cicchella li farà divertire dal 15 al 22 ottobre la crociera della musica napoletana. Sì, tra l'altro è la prima volta che io farò una crociera, quindi davvero non ho mai fatto una crociera nella mia vita. Hai paura? No, perché? È divertente, no, assolutamente. Poi insomma sono in buona compagnia, ci sono altri artisti e soprattutto abbiamo uno scopo molto importante, molto nobile, che è quello di divulgare la nostra cultura nel Mediterraneo, in tutto il mondo. Insomma, ci saranno ospiti, presumo anche stranieri. Assolutamente non sì. so cosa capiranno del mio spettacolo, però va bene. Capiranno, perché tu ti fai capire bene da tutti. Sì, e la cosa importante, è la prima volta che farò Michael Bublé senza il traduttore. Esatto. 15-22 ottobre Francesco Cicchella a bordo naturalmente della MSC Sea-View, crociera della musica napoletana. Dell'arte, della cultura, ho imparato a dirlo, e della musica napoletana. Leonardo Massa, ti porto in crociera dal 15 al 22 ottobre, che ne dice? Sono contento, 11ª edizione, a testimonianza di una manifestazione che funziona, che piace e che porta il meglio appunto della musica, dell'arte e della cultura napoletana in giro nel Mediterraneo. Qualche anticipazione di MSC Crociere? Continua la crescita nel Mediterraneo e nel Nord Europa come da programmi, ma le vere novità sono rappresentate da Miami, dove con la gemella di Sea-View, la MSC Seaside, operiamo crociere di 7 giorni tutto l'anno, quindi tutta l'estate è possibile viaggiare da Miami, e poi immancabile la nostra presenza a Cuba. Quindi per i nostri clienti più affezionati, oltre il Mediterraneo in Nord Europa, quest'estate potranno viaggiare con noi anche da Miami nei Caraibi e da Cuba a La Habana nei Caraibi. Quindi non vi resta, amici cari, di andare nella vostra agenzia viaggi di fiducia e prenotare una crociera MSC. Buona crociera a tutti e buon vento in poppa, vi aspettiamo. E anche questa splendida fanciulla, per me sei sempre una ragazzina. Rosa Chiodo, come stai? Tutto bene Dino, grazie, sei gentilissimo. Dal 15 al 22 ottobre sulla MSC Crociere Sea-View.
Bellissimo, io penso che sarà una parte che l'iniziativa è veramente un'iniziativa straordinaria e poi portare Napoli nel Mediterraneo, un paesaggio insomma paradisiaco. È bello. Hai mai fatto una crociera? Sì, sì, mini, già sei mini, carica. perché diciamo c'è un po' il mare mi spaventa un po', però Ma è diciamo, tranquilla, dai. Sì, Quindi sì, tutti a bordo anche con te per farli divertire. certo. È bello sapere, soprattutto per i crocieristi e le persone che ti seguono da tanti anni e ti vogliono bene, che Antonello Rondi fa parte della crociera della musica napoletana. È anche bello che poi Francesco daranno premio in questa croce. Francesco Spinosa, Scoop Travel, l'organizzatore, dà un bel premio. È la terza crociera che faccio, dopo tanti anni partecipo a questa qua che è una delle più belle, poi artisti importantissimi, quindi il mio invito a chi si ascolta, non mancate. 'Cause they got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Hands down, there will never be another one. I've been around and I've never seen another one. Look at your style and really got nothing on. Ain't you wild when you ain't got nothing on? Baby, you're the whole package, plus you pay your taxes. È un traguardo importante arrivare all'11ª edizione della crociera della musica classica napoletana. Francesco Spinosa, Scoop Travel, complimenti e auguri per questa nuova avventura. Grazie Dino, grazie a voi che ci siete sempre vicini e ci seguite con tanto affetto, ma in realtà il merito non è tanto nostro, ma è il merito di tutto questo è della nostra città, perché è una città unica al mondo, una città che offre tanta artisticità, tanti artisti, tanta musica, tanta pittura, tanta scultura. Il nostro unico merito è quello di mettere tutto insieme in un grande contenitore che sono le navi da crociera della MSC Crociere e portarle in giro per il mondo. Quest'anno abbiamo un altro grande privilegio, quello di inaugurare con la nostra 11ª edizione il varo di MSC Sea View. Pertanto c'è questo bel connubio tra noi imprenditori turistici che in realtà trasportiamo a bordo di queste grandi e belle location in giro per il Mediterraneo tutto il nostro bagaglio culturale. E allora segnatelo in agenda, 15-22 ottobre, 11ª edizione crociera della musica napoletana, Scoop Travel. Cosa bisogna fare per prenotare e avere ulteriori informazioni e salire a bordo della MSC Sea View? È molto semplice, abbiamo un sito che si chiama www.croceradellamusicanapoletana.it dove ci sono tutte le informazioni, oppure chiamare nei nostri uffici 081 556 4242 oppure andare nelle migliori agenzie di viaggi convenzionate con noi dove potrete prenotare la nostra crociera, che vi ripeto non è una crociera normale come tutte le altre, ma come dice il country manager Leonardo Massa è uno spettacolo che dura una settimana, quindi vi aspettiamo tutti in massa. Buona crociera a tutti! Grazie, a presto!